In 3 minuti la nazione siciliana, notiziario dell'8 luglio 2025. Sondaggio dimostra la forza del centrodestra siciliano. Il sondaggio di ieri del Sole 24 Ore, prodotto dall'Istituto Noto Sondaggi, ha un vincitore indiscusso, Renato Schifani. Oltre che passare dall'8° al 6° posto tra i presidenti di regione, è anche il primo in assoluto per incremento della percentuale dalle elezioni. Venne eletto nel 2022 con il 42,1%, il suo consenso secondo il sondaggio è oggi del 56,5%, il 14,4% in più. Alle elezioni per il centrodestra sarebbe una vittoria a mani basse. I sindaci invece stentano a costruire rapporti con le città. Il sondaggio del Sole 24 Ore non è invece esaltante per i 9 sindaci siciliani dei capoluoghi di provincia, che con pochissime eccezioni sono tutti posizionati nella seconda metà della classifica. Il primo, Cassì di Ragusa, è al 25° posto. Solo il sindaco di Messina, Federico Basile, pur 73° su 97, migliora il suo risultato rispetto alle elezioni. Ultimo la Galla. Non è un mestiere facile, per farlo non basta governare, occorre anche convincere. Avviso di chiusura indagini per la Amata e la Cannariato. La Procura di Palermo ha trasmesso l'avviso di chiusura indagini per l'assessora al turismo Elvira Amata e l'imprenditrice Marcella Cannariato, vicepresidente della Fondazione Dragotto. Di solito l'avviso prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Si è intanto dimesso Giuseppe Martino, segretario particolare della Amata. L'assessora ha confermato l'intenzione di non dimettersi e che intende difendersi dalle accuse. La finanza all'Ars, i nostri dubbi di costituzionalità. Apprendiamo da Repubblica Palermo di oggi che la Guardia di Finanza sarebbe tornata ieri all'Ars con un ordine della Procura di Palermo che chiede di acquisire gli atti del maxi-emendamento dell'agosto 2024. Vogliamo sperare che non sia vero, ma se fosse vero crediamo che la Procura non abbia il potere di farlo. L'articolo 6 dello Statuto rende i deputati non responsabili per i loro voti e quindi anche per gli atti da loro presentati. Il Baleisan era già inclinato. Secondo i consulenti della Procura, lo yacht Bayesian, affondato lo scorso agosto, nel quale trovarono la morte 7 persone, aveva già imbarcato acqua ed era già inclinato di almeno 15 gradi prima dell'arrivo del vento. La stabilità dello scafo era quindi già compromessa. Nessuna falla, l'errore umano sarebbe stata la causa principale dell'affondamento, considerato che lo yacht sarebbe stato tenuto spento e con l'ancora non sollevata. Picchiato brutalmente un altro turista a Palermo. Forse è davvero ora di dire basta. Un giovane turista inglese, direttore di una galleria d'arte in città per ammirarne le bellezze, è stato aggredito selvaggiamente e rapinato da 2 ragazzi nella centralissima piazza Indipendenza nei pressi della presidenza della regione, mentre di buon mattino andava a prendere il metro per poi lasciare la città. Prognosi di 30 giorni per trauma cranico, emorragie interne e 2 costole fratturate. Oggi è tutto. Per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Leggi tutti gli articoli sul nostro sito www.lanazionesiciliana.eu.